Obiettivo Friuli, voce a confronto e attualità del territorio sotto la lente, a cura di Claudia Brugnetta. I nuovi progetti editoriali di Morganti Editori, coraggiosi imprenditori della cultura che hanno spostato la propria sede in una frazione montana del paese di Socchieve, in Carnia, tra storie di gatti e fate, guide, le recenti uscite e le prossime sfide in rassegna. A tutti voi buon ascolto da Alberto Rocchi, la collabora a questo programma che è a cura di Claudia Brugnetta, Daniel Apostu, tecnico del suono al mixer audio, Arianne Azzani è in regia. Che cosa ha spinto un editore a spostare la propria sede in un palazzo storico, certo, ma comunque situato nel piccolo borgo di Nonta, frazione del paese carnico di Socchieve? Lo sentiremo dalla viva voce degli editori stessi che abbiamo intervistato per avere una panoramica delle nuove sfide editoriali delle più recenti pubblicazioni. Tra i tanti progetti portati a termine, gli ultimi romanzi della collana Gatti, mentre bolle in pentola anche un progetto che si chiama Fiabe, tutto da scoprire. Ne parliamo nella prima parte con l'editrice, con una delle autrici della casa, mentre nella seconda parte sentiremo Paolo Morganti, intervistato da Claudia Brugnetta a tutto campo. Iniziamo dunque questo viaggio con le nostre ospiti in studio. Stefania Conte, editrice, scrittrice e consorte dell'editore Paolo Morganti. Maristella Leandrin, autrice del nuovo romanzo della collana Gatti. Buongiorno. Una giovane autrice di Polcenigo. Bene Stefania, intanto spieghiamo da che cosa è stata ispirata la collana Gatti. Sono romanzi in cui gatti magici e uomini straordinari disputano piccole e grandi guerre con i cattivi. Questo si legge un po' in una presentazione. Buongiorno a tutti intanto. Nasce dalla smodata passione che è presente in casa editrice per quanto riguarda i gatti. Infatti in redazione circolano quotidianamente circa 14 gatti che sono quindi il materiale ispirativo dei romanzi. La collana Gatti, che è iniziata con i miei romanzi, è appena uscito l'ultimo, il sesto, Il gatto che danzava con le fate, e felicemente è entrata nella collana adesso Maristella Leandrin con un bellissimo romanzo altrettanto suggestivo e magico che si intitola anzi Il gatto che spiava le comete, in cui anche in questo caso, ed è prerogativa appunto della collana, gli esseri umani vivono a stretto contatto con gli animali e da questi assorbono determinate immagini, affetti, sensazioni. Quindi questo è il sunto e la caratteristica del romanzo. Maristella Leandrin, giovane autrice, ma non è il primo, no? Che scrivi questo romanzo, questo ultimo? Diciamo pubblicato con una vera casa editrice, sì. In ogni caso con Morganti Editori avevo iniziato con la collana Fabule, il secondo titolo della collana che è stato Il cerchio delle streghe, e io ho collaborato con Racconto Nana Bianca, quindi è stata la seconda collaborazione con Morganti Editori, però il primo romanzo, sì. Ecco, questo primo romanzo che emozione dà ad un'autrice nuova? Un po' il sogno nel cassetto di ogni scrittore, immagino. Poi con Morganti Editori si è creata anche una bella alchimia. Io mi ricordo che sono arrivata da loro in quanto delle persone che conoscevo avevano letto i loro romanzi, in particolare della signora Conte qua vicino, e a una presentazione che ha fatto a Pordenone ho detto colgo l'occasione, vado a vedere di cosa si tratta. Non avevo neanche letto i romanzi, però ho detto non capita tutti i giorni di avere degli editori con cui poter parlare di persona. Stavo finendo un romanzo in quel periodo, poi il romanzo è stato dato, è ancora in lettura, intanto però si è aperta quest'altra strada con la collana Gatti, e così è iniziata la collaborazione. Sempre questo tema, diciamo, della magia, della fiaba, dell'incanto un po' che nasce, no? Proprio anche dagli animali, da situazioni che vengono ambientate comunque nel territorio, perché il legame con il territorio è forte, vero? Sì, è una caratteristica di quasi tutta la produzione della casa editrice Morganti. Ecco, Stefania Conte, spieghiamo bene questo legame con il territorio. Allora, noi pensiamo che sia che si tratti di romanzi o di ricettari, di guide turistiche, di monografie, di saggi e quant'altro, l'aderenza alla cultura del territorio che rappresenta quella che è l'identità dei luoghi sia
un elemento fondamentale per un'editoria di qualità, e su questo noi puntiamo. Quindi anche i romanzi in qualche modo, anche se in modo apparentemente più leggero, come può essere nel caso delle antologie fabule, e quindi raccolte dei racconti in cui sono iniziati trame legate al folklore legato ai benandanti, poi successivamente alle streghe, e adesso a fine ottobre uscirà una nuova e splendida antologia legata alle figure mitiche dell'acqua, quindi le agane. C'è sempre un'aderenza effettivamente al territorio, perché per noi rappresenta l'identità delle persone e di un luogo. Quindi anche per Maristella questo legame è forte con i luoghi. Sì, in realtà è un legame che ho scoperto con questa casa editrice, perché a dire il vero io ho sempre letto più romanzi di autori esteri rispetto a autori italiani. Quindi mi mancava un po' questa valorizzazione del territorio. Conoscendo loro e leggendo anche prima i loro romanzi, prima di scrivere per loro, si viene veramente a scoprire posti che non penseresti mai, in realtà sono dietro la porta di casa, quindi è assolutamente un valore aggiunto. Poi iniziare a scrivere ambientando i racconti nei luoghi in cui si vive è un'emozione particolare che non pensavo sinceramente. Isaia Spiriti, chi è? Un giardiniere. È il protagonista del romanzo Il gatto che spiava le comete, è un giardiniere, abita a Polcenigo perché tutto il romanzo è ambientato a Polcenigo. È un personaggio particolare perché non è un personaggio eroico, è un personaggio molto umile che sta sulle sue, si trova a suo malgrado in una situazione un po' paranormale, diciamo, perché succedono strane cose nel borgo, iniziano a vedersi delle donne che corrono nude nei boschi, quindi anche a livello regionale il borgo di Polcenigo inizia a essere un po' preso in giro sui quotidiani, tra le persone, tra i turisti, eccetera. Isaia però ha un gatto, un Maine Coon, che gli viene donato dalla moglie, dallo spirito della moglie che è deceduta da qualche anno, e grazie a questo gatto riuscirà a risolvere, diciamo, quest'arcano. Quindi il gatto veramente, diciamo, leva le castagne dal fuoco. Assolutamente sì, è il protagonista indiscusso del romanzo in realtà, perché senza di lui Isaia non fa niente. E c'è questa cosa che spiava le comete, no? Cioè, sì. E cosa c'entrano le comete in tutto questo? Beh, Arturo è il nome di una stella, è il mio gatto. Io sono un'astrofila, sono appassionata di astronomia, quindi i miei due gatti hanno nomi di stelle, Arturo e Vega. Da qui l'idea di far arrivare Arturo dalle comete, quindi ai natali, non si sa bene dove, nello spazio, era un'idea suggestiva. E il fatto di arrivare dalle comete ovviamente porta che abbia dei doni particolari, tra cui poter vedere l'anima delle persone, se sono buone oppure cattive, e dirlo in qualche modo il suo... Lo trasmette. Non sì. Parla però. No, non gatto. parla, in realtà gli si illumina il pelo, però è una cosa che può vedere solamente il suo padrone, ovviamente. Ah, beh, qui c'è... comunque sicuramente l'atmosfera è molto suggestiva, e poi è veramente interessante il fatto che la storia sia ambientata in un paese del Friuli, no? È simpatico anche, diciamo, vedere questi paesi animati di questi personaggi un po' magici. Infatti capita che spesso alcuni... Stefania Conte al sì, microfono. perdonate, spesso alcuni lettori che incontrano i vari scrittori nelle varie presentazioni si avvicinano dicendo che una delle caratteristiche della buona lettura, della lettura avvincente, è che poi, chiuso il libro, vanno a cercare i luoghi che sono descritti. Sì. Certo. E quindi questo, diciamo, propende anche sul fatto che di continuare a proporre delle pubblicazioni in cui si parli del territorio del Friuli Venezia Giulia o del Veneto, che è più vicino a noi. È una forma anche di valorizzazione proprio del territorio, incuriosire il lettore ad andare a scoprire certi angoli nascosti e magari anche ad inventarsi le sue di storie, perché può essere, no? Che qualcuno sia ispirato proprio da questi luoghi, così come per esempio lo è stata Maristella, anche se sono i suoi luoghi natali. Bene, e da cosa è nata la tua esperienza come scrittrice, Maristella? Io penso sia perché ho avuto la fortuna di essere in una famiglia dove ci hanno sempre fatto leggere tanto. Nella mia famiglia non c'era la TV fino a che io non ho avuto 14-15 anni, quindi l'alternativa era andare fuori a giocare e leggere. Io leggevo tantissimo e penso che da questo sia nato il mio amore anche per la scrittura, unitamente chiaramente a una particolare indole o propensione, che dir si voglia,
Ho iniziato da qui, in realtà il mio primo romanzo è di quando avevo 12 anni. Adesso quanti anni hai? 28. Beh, quindi sei molto giovane ancora. Ma voglio dire, comunque c'è questo aspetto della fantasia. Cioè, si potrebbe dire che questo è un libro che appartiene al genere fantasy? Fantasy Non no, proprio. non direi. Come lo Possiamo definirlo definiresti? come appartenente al realismo magico, che è un po' forse la definizione che fa da fil rouge a tutta la collana Gattiché. Quindi potrebbero trovarsi, perché il realismo magico è una corrente letteraria fortemente radicata nel Sud America, no? Quindi potrebbe essere, possiamo trovare queste atmosfere un po' così sudamericane nelle pagine Ma non friulane. saprei. Beh, consiglio di leggerlo e poi magari farsi la propria idea, però sicuramente, almeno per come lo intendo io, realismo magico significa allegare sempre a delle situazioni assolutamente realistiche, delle situazioni magiche, e quindi mantenere sempre questo sottilissimo filo tra ciò che può accadere e ciò che chissà se può accadere. Questa è una cosa che deve sentire il lettore, però. Certo, ma in fondo è un po' magica, no? La realtà a volte anche ci stupisce, per esempio succedono dei fatti vero, che noi sì. non ci saremmo mai aspettati, e questa è un po' la magia della realtà, no? E quindi da questo punto di vista c'è proprio un'ispirazione molto forte, proprio anche nell'osservazione della vita, dell'esperienza del quotidiano, delle nostre esistenze. Dall'esistenza quindi parte l'ispirazione, vero? Ma sì, Stefania? anche perché, sì, sono perfettamente d'accordo con quello che diceva Maristella, perché al di là che i titoli dei libri legati alla collana Gattiché siano improntati appunto sui felini che vedono le comete o che danzano con le fate o vedono le streghe, o il prossimo romanzo di Maristella che si chiama La gatta che volava con i draghi, sono solamente apparentemente legati al genere fantasy, perché il contenuto dei vari libri è legato invece alle grandi emozioni del genere umano, quindi si parla d'odio, di amore, di vendetta, di generosità, e quindi diciamo i gatti fanno solamente da trade union a quelle che sono le grandi emozioni della vita e le azioni delle persone buone rispetto ovviamente al contraltare che sono i cattivi. Ecco. Che poi chi ha gatti sa che questi gatti osservano, no? Sì, guardano sì. quello che succede in casa, Il cosiddetto terzo senso, commentano. settimo senso, quello che hanno. Sì, è vero che è così. Ecco, invece nella casa editrice sta anche per entrare una nuova autrice tra poco. Ecco, sì. vogliamo parlarne un secondo, Stefania Allora, Conte? si chiama Vania Russo, che è già diciamo vicina a noi attraverso le antologie Fabule, infatti adesso uscirà un suo racconto all'interno delle creature dell'acqua che si chiama Agane, il sottotitolo Agane, Aguane e Crivapete, e entra nella collana Gattiché con un bellissimo romanzo, anche il suo, che si intitola Il gatto che amava la pittura, ed è, anche in questo caso, ancorato il territorio, siamo al castello di Duino. Anche qui fascinosa l'ambientazione. Estremamente fascinosa. Sì, perché sì. questo antico castello a picco sul mare, Esatto. sul golfo di Trieste, Esatto. insomma un panorama magico per anche qui un racconto di Poi, realismo magico. Sì, realmente descritto da Vania Russo, e quindi poi il risultato effettivamente, come diceva Maristella, è il connotato della verosimiglianza, il come se, quindi anche il lettore è affascinato dalla storia e però anche portato ad andare a vedere i luoghi. Luoghi sempre molto molto intriganti, no? Quelli del Friuli Venezia Giulia, tutti, abbiamo tantissimi posti molto belli da scoprire. Ora un breve stacco musicale e poi riprenderemo a parlare di libri. Saturday morning, I wished you were here. On Monday evening, I was living my fears. On Thursday afternoon, I loved you so. And then by Tuesday, I wouldn't let you go. And I believe troubles in our life make us feel stronger. But I can't wait so many years to be just a lover. So please
now tell me that I'm yours, and let this music into your heart, sweet love. And you're about to read my eyes, you're about to read my mind, you're about to lead my heart down the deepest stream of my life. Come on now, baby, why don't you keep your dresses down? 'Cause if you don't, I risk feeling like a clown. Make love to me and kill me like you do, and maybe on Tuesday I will let you go. And I believe troubles in our life make us feel stronger, but I can shed so many tears to be just a lover. So please now tell me that I'm yours, and let this music into your heart, sweet love. 'Cause you're about to read my eyes, you're about to read my mind, you're about to lead my heart down the deepest stream of my life. Sweetest baby, tell me now, before you go, have you ever felt insane without a my love? Take your last time and turn me on, and let this music, baby, into your heart, sweet love. 'Cause you're about to read my eyes, you're about to read my mind, you're about to lead my heart down the deepest stream of my life. Siamo in studio con Stefania Conte, scrittrice, editrice, con Maristella Leandrin, giovane scrittrice. Stiamo parlando dei libri di Morganti Editori. Giovane scrittrice, il prossimo romanzo, La gatta che volava con i draghi, anche in questo caso è protagonista un felino. Sì. Da che cosa è stato ispirato il racconto? Nel primo caso l'ispirazione è stata la mia passione, come dicevo prima, per le stelle. Secondo caso ho colto l'occasione per parlare della mia seconda passione, che è il fantasy, in particolare quello di Tolkien. Tolkien parla molto dei draghi, ha studiato i draghi, si è rifatto al Beowulf, quindi si va veramente alla letteratura anglosassone. Ovviamente non tratterò di queste tematiche a livelli tolkieniani, però mi piaceva l'idea di inserire dei draghi nella storia e di metterli a Mezzomonte. Mezzomonte è un paesino di una decina di abitanti che è proprio sopra Polcenigo. È molto caratteristico perché anche da lontano si vede proprio in mezzo al monte questo borgo sulla montagna. E di conseguenza la gatta, Vega, la mia seconda gatta, avrà la capacità di vedere i draghi, di parlare con i draghi e di scongiurare che i draghi distruggano il Friuli, per farla breve. Questo proprio detta in sintesi la storia, però poi ci sono tutte i particolari, no, da scoprire, la storia, insomma, già il fatto che riesce a scongiurare ci conforta. Speriamo, insomma, no? Speriamo, non si sa, vedremo. Stefania Conte, c'è un progetto che sta portando avanti la casa editrice Morganti, che è appunto quello della collana Fiabe, giusto? Sì. Il progetto Fiabe. Possiamo un attimo delinearne i contorni e spiegare che cosa si punta, sì, a che cosa si vuol fare? Ma è un progetto a lunga scadenza, molto ambizioso e impegnativo, che riguarderà la pubblicazione di fiabe strettamente legate a quelli che sono
il patrimonio culturale di alcuni luoghi della regione Friuli Venezia Giulia. Cosa significa? Si parte, proprio per andare sul pratico, con 2 favole, una ambientata in Valpesarina, a Pesaris di Prato Carnico, la successiva a Sauris. Usciranno entrambe contemporaneamente i primi settimane di novembre, quindi sarà una delle nostre stelle natalizie, e l'impegno nella stesura delle fiabe è stato di convogliare attraverso una trama quelle che sono le notizie riguardanti il territorio, quindi la descrizione del paese di Pesaris, come quello di Sauris e poi gli altri a venire, interrogare o comunque sentire dalla voce dei grandi vecchi quelle che erano le tradizioni, quindi le tradizioni orali, il patrimonio orale di credenze legate alle figure del mito, del folklore della zona. Leggere naturalmente approfonditamente le ricerche che sono state fatte dai grandi studiosi della campo, materia, esatto, sì, come Nicoloso Ciceri, la Leo d'Orlandi, la Cantarutti, Osterman stesso, Von Malley, eccetera, e quindi congolbare tutto in una fiaba che fosse ovviamente allettante e divertente. Beh, c'è un grande quindi lavoro proprio di studio dietro è un grande lavoro di studio, progetto. Sì, esatto. Saranno delle fiabe illustrate. La prima ovviamente sarà attorno ad un orologiaio, essendo a Pesaris, quindi nella Valle del Tempo, e ad un automa che costruisse questo orologiaio, e poi così a seguire naturalmente Sauris, Ovaro, poi andremo in Valle Resia, nel Carso, il Goriziano, la pianura friulana, quindi sarà una cosa che inizierà nel 2017 e andrà avanti poi negli anni successivi. Sì, quindi è un progetto a lungo termine, sì, a lunga scadenza. Sì. E si sa già quali nomi saranno ingaggiati come scrittori per queste fiabe, o è ancora tutto da scoprire, da allora, decidere? La collana si chiama C'era una volta. Inizialmente le prime fiabe sono scritte da me, per questo mi sono presa, diciamo, una pausa molto lunga, sabbatica da un punto di vista letterario, quindi Gatti, che ormai, quindi la famiglia Savorgnan, viene felicemente lasciata a riposare, e io inizierò questa avventura che mi impegna, mi affascina e mi dà grandi quindi soddisfazioni. Quindi sarà proprio lei a scrivere sì, tutte le fiabe? Sì. Ecco, quindi questa è un'anticipazione succosa. Complimenti, perché appunto mettersi a studiare anche tutti questi a loro volta studiosi che hanno approfondito il tema dei miti, delle leggende del territorio, non credo sia facile. E a Sauris che cosa è emerso, per esempio? Beh, a Sauris naturalmente la storia sarà attorno alla tradizione del carnevale e del territorio, e quindi si parlerà anche di prodotti tipici, senza naturalmente fare nessun tipo di commercio e quant'altro. Certo. Però le fiabe avranno questa caratteristica di essere un attestato dell'identità culturale dei luoghi, e quindi sempre legato ovviamente a quella che è la premessa fondamentale della Morganti Editori, ecco. Chiaro, è la vostra mission, no? Sì, esatto. Perché proprio l'aspetto come dicevamo prima, l'aspetto del territorio come fonte di ispirazione, ma anche come così oggetto di valorizzazione, Esatto. Soggetto di valorizzazione. Sì. Bene, Maristella, e poi ci sono altre storie nel cassetto che stai dedicandoti a qualcosa in questo momento? Beh, intanto uscirò nell'antologia dedicata alle creature dell'acqua con un racconto che si intitola Ritratto di fanciulla, che mi ha affascinato me per prima, perché è ambientato anche questo a Polcenigo. Ormai sono diventata la cantora di Polcenigo, che gli altri lo vogliano o no. Ma in questo caso il protagonista sarà una persona realmente esistita, cioè il pittore Luigi Nono. E quindi è stato affascinante ambientare intanto un racconto alla fine dell'Ottocento e parlare del periodo particolare in cui Luigi Nono ha fatto uno dei suoi dipinti più famosi, che è la sorgente del Gorgazzo. Quindi ho accompagnato questa figura. Che è custodita dove, il dipinto? Onestamente non lo so. Non lo ricordiamo, però non importa, ci informeremo. Esattamente, tutti gli spunti per i lettori. Appunto ho collegato la figura di questa persona realmente esistita e anche abbastanza famosa con una gana. È
interessante perché a seconda dei posti in cui si va in Friuli, le agane, anguane o crivapete hanno delle caratteristiche diverse. Nel mio caso, e comunque sono sempre caratteristiche abbastanza ambigue. Spieghiamo a chi ci sta ascoltando che cosa sono queste agane. Le anguane, io le chiamo anguane perché Sì. dalle mie parti si chiamano anguane, sono delle ninfe, quindi sono delle donne dell'acqua a protezione delle sorgenti dell'acqua, insomma, più famose, e hanno delle caratteristiche ambivalenti perché a seconda di dove si va possono essere brutte, belle, malvagie, buone, possono addirittura finire per sposare magari un uomo, prendersi cura della famiglia oppure se ne possono andare, possono continuare a prendersi cura della prole anche se non vivono più con il loro marito, quindi veramente hanno delle caratteristiche all'opposto a seconda di dove ci si trovi. Nel mio caso, dalle parti di Polcenigo, in particolare di Budoia, perché è lì che c'è una storia relativa alle anguane, soprattutto, non hanno caratteristiche malefiche o maligne. Quindi ho parlato di una gana, però una creatura dell'acqua, una creatura comunque fatata, non potrà mai accompagnarsi a un essere umano come farebbe un altro essere umano e di conseguenza da qui viene fuori tutta la storia, che non potrà mai essere una storia semplice, ecco, diciamo così. Certo, perché tra un'anguana o agana e un essere umano non possono che tanti esserci delle guai, complicazioni. certo. Sì, decisamente. Per quanto riguarda invece il progetto Fiabe, dove si potranno trovare, diciamo, questi libri, poi come distribuzione, a che cosa sta pensando Stefania Conte, come li distribuirà poi questi romanzi? L'usuale distribuzione è nelle librerie in primis. Quindi in tutte le librerie della regione? Sì, e non solo, naturalmente. Noi abbiamo una distribuzione anche nazionale. Ecco, spieghiamo come si fa a fare una distribuzione nazionale per un piccolo editore che è ambientato in Carnia, anzi che ha scelto di andare in Carnia. Non è facile, no? No, non è facile perché bisogna sempre fare un'analisi di quelle che sono le richieste del mercato, Esatto. E quindi fare delle scelte editoriali che siano calibrate e puntare oltre che sul genere, sugli argomenti, anche sulla qualità, perché puoi avvicinare con un primo titolo un certo numero di lettori, poi se il lettore si accorge che la qualità è scadente lo perdi e perdi naturalmente anche tutti gli altri. Lo si fa attraverso una rete di distribuzione direttamente gestita dalla casa editrice e una collaborazione continuativa con dei feedback settimanali con i distributori regionali che abbiamo, in modo tale che quindi la visibilità sia presente, sia ottima. E dove non arriva la libreria, la cartolibreria, arrivano i portali Amazon, IBS, eccetera, quindi ci si trova. Vorrei, ad onore di completezza, anche dire che nell'antologia sulle agane, sì, torniamo quindi alle agane, esatto, le crivapete, altrimenti poi le altre autrici ci annegano praticamente, sì, per rimanere diventano nel loro tema. stesse delle agane. Allora, nelle creature dell'acqua, oltre a Maristella Leandrin, c'è Vania Russo, Violetta Traclò, Lisa Del Gobbo, Maria Cristina Vitali, la sottoscritta che fa un po' da Prezzemolina, Erika Gallini e Lorenza Bellè. Quindi questo è tutto il drappello. Solo donne scrivono di agane, non c'è qualche uomo? No, questa qua è stata una volontà di Paolo Morganti, che ha detto: si parla di creature dell'acqua, di creature femminili, sentiamo, vediamo e leggiamo come una donna affronta un'altra donna, perché di solito c'è questa ritrosia, invidia o eccetera. Invece devo dire che i racconti che sono arrivati sono estremamente suggestivi, ben scritti, c'è stata una sana motivazione a dare il meglio di sé. Come avviene la selezione di questi racconti, per capirci, perché ci sta ascoltando magari il racconto famoso nel cassetto, può mandarlo, può rivolgersi a Morganti Editori, no? Allora, per arrivare alla Morganti Editori ci sono due vie: o, come solitamente si fa, si inviano le opere da leggere, che vengono valutate direttamente o dai lettori di redazione, da lettori esterni che sono appunto specializzati in questo, oppure è la stessa casa editrice, come nel caso dell'antologia dei racconti, che commissiona dei racconti, quindi contatta degli scrittori o delle scrittrici, perché infatti nelle altre antologie ci sono anche scrittori,
Si danno delle indicazioni di massima su quello che è l'argomento, non ovviamente lo stile, nemmeno il periodo storico di riferimento in cui ancora il racconto, e si attende che lo scrittore o la scrittrice abbia terminato il racconto, e poi quando arriva in redazione lo si sottopone ad editing, eccetera. Quindi ben venga se ci sono autori o autrici che hanno dei manoscritti da sottoporre. Quali sono le caratteristiche di questi manoscritti per sottoporveli? Cioè, nel senso, la mia domanda è: quante possibilità si ha di essere presi in considerazione? Perché si affronta un tema particolare, perché si ha un particolare stile. No, abbiamo detto che lo stile non è proprio non è determinante. No, lo stile fa parte ovviamente, ognuno ha il suo. E quindi per rientrare nel vostro range di interessi cosa si deve scrivere praticamente? In primis bisogna saper scrivere. Beh, questo diciamo un requisito fondamentale, no? Ma non sempre così. Certo. Non sempre così. Certo. Io parlo da editor, quindi ho visto e ho letto cose inenarrabili. E quindi bisogna saper scrivere. Cioè parliamo di errori ortografici? No, ma anche un po' di tutto. Di sintassi. Di varie cose, di copia e incolla da Wikipedia o da altre cose. Ma sì, di tutto. È così, il mondo dell'editoria è estremamente variegato ed eterogeneo. Comunque bisogna saper scrivere. Titolo preferenziale per che sia un'opera inedita, quindi non pubblicata, né autopubblicazione, né pubblicata in ebook, eccetera. E un'altra cosa che interessa primariamente alla casa editrice è che ci sia sempre, anche se non esclusivamente, quindi lo dico questo, anche poi apro una parentesi, che le storie siano ancorate al territorio, quindi al Friuli Venezia Giulia, al Veneto, alla Lombardia, eccetera. Poi se noi vediamo che la penna è felicissima, anche se magari il contenuto non interessa, se ne parla e ci si mette d'accordo. Consideri che la casa editrice non chiede contributi economici per pubblicare. Molto interessante. Maristella, è stato bello l'incontro con Morganti Editori? Sì, se no non sarei qua, assolutamente. Sei molto soddisfatta? Sì. Io mi ricordo che sono rimasta colpita da una cosa che avevo letto nel loro sito, quando ancora non li conoscevo, dove si diceva che è ancora scritto, il romanzo è l'apice del rapporto tra uno scrittore e l'editore, mentre a volte si pensa sia l'inizio, in realtà è la fine di un rapporto proficuo da entrambe le parti. Anche questo è un suggerimento importante per chi volesse dedicarsi alla scrittura. Concludiamo con Stefania questa prima parte. Paolo Morganti uscirà con il romanzo paranormale Il Trillo del Diavolo. Mi pare che possa essere ispirato ad una celebre opera musicale, no? Perché c'è Tartini anche di mezzo. Sì. Un romanzo ambientato in Carnia. In che senso però paranormale? Perché ho letto romanzo paranormale. Perché allora lui ha iniziato con dei romanzi storici ambientati nel Friuli del 1500. Infatti è considerato, lo chiamano il papà dei benandanti praticamente. Poi ha scritto 2 romanzi divertentissimi con protagonista il suo cane Piero, e ha iniziato ancora l'anno scorso un romanzo paranormale ambientato nella Carnia, che è Le forme del male. Adesso continua con i primi di novembre con Il Trillo del Diavolo. In che senso paranormale? Non è un giallo, è qualcosa che ha a che fare ovviamente anche con le capacità medianiche dei 2 protagonisti. Bene, ora un brano musicale, poi la linea passerà a Claudia Brugnetta, che è andata proprio direttamente sul posto nella sede della casa editrice Morganti a Nonta di Socchieve in Carnia. So long, I don't know what to say. I traveled round through deserts on my horse, but jokes aside, I wanna come back home. You know, that night I said I had to go. You said you'd meet me on the sunny road. It's time, meet me on the sunny road. It's time, meet me on the sunny road. Go to the
I meet May on the sunny road. Well, this is it. I'm running out of space. Here's my address, a number just in case. As tired as one will find which way to go. Ebbene, siamo a Nonte di Socchieve, in Carnia. Qui nella piccola piazza del borgo si trova la sede della casa editrice Morganti Editori. Uno splendido palazzo del Cinquecento, era un ex convento. È con noi Paolo Morganti, editore. Ben arrivato, non te lo posso dire perché siamo arrivati noi in questo stupendo palazzo. La Morganti Editori ha molti scopi, soprattutto quello di pubblicare ultimamente libri in cui i segni dell'identità dei luoghi si ritrovino indelebilmente nelle trame dei romanzi e anche nei libri di ricette, però. Particolarmente in questo momento state anche pubblicando una collana nuova che riguarda anche guide turistiche, ma io vorrei ricordare i nomi di questi 3 libri che sono praticamente in fase di scrittura. 100 idee per non morire di fame e di sete in Carnia, 100 cose imperdibili da vedere in Carnia, 50 modi di fare artigianato artistico, ovviamente sempre in Carnia. Sì. Questi sono 3 progetti in fieri, non sono ultimati, e fine 2017 usciranno. Morganti, pubblicate davvero molto, avete un ritmo non indifferente. Vuol dire che i libri però sono apprezzati, vengono venduti? Beh, direi di sì, visto che viviamo delle vendite e paghiamo noi i nostri libri, dobbiamo venderli per forza, quindi abbiamo studiato una buona distribuzione. Francamente siamo abbastanza rigidi sulle cose da pubblicare, per cui sappiamo che quando esce un libro lo vendiamo, insomma. Ecco, la vostra strategia esatta che tanto vi premia qual è? Quindi sicuramente tenere sempre in considerazione il luogo. Sì. In questo momento voi vi siete trasferiti in Carnia, quindi la Carnia entra fortemente nelle pubblicazioni attuali. Lavoriamo molto con progetti legati al Friuli, ma essendo qua logicamente abbiamo spostato un po' l'attenzione sulla Carnia, però non inteso come un discorso locale, nel senso che gli argomenti sono locali. Certo. Però l'idea nostra è di riuscire a promuovere il territorio al di fuori di qua, insomma, quindi non raccontandocela da noi praticamente, quindi voglio dire una specie di esportazione, se vogliamo, dei prodotti della zona fuori. Noi siamo un prodotto della zona. Questo è il grande punto d'arrivo, insomma, certamente non far conoscere solo i locali, la propria cultura, le proprie tradizioni. Al di là del fatto che i carnici hanno una media di lettura molto elevata, perché proprio per tradizione, qua c'erano gli anarchici, andavano in Francia. E come no, certo. E quindi quando vi occuperete degli anarchici dal punto di vista storico? Immagino ci state lavorando, immagino di sì. Ecco, anche perché in effetti vediamo proprio la media per i lettori in Carnia è molto alta. Già in Friuli si vende bene, soprattutto per le cose che riguardano il territorio, appunto. Quindi noi abbiamo fatto questa valutazione e stiamo puntando su quello, ma ripeto, non inteso come facciamo roba sul Friuli per vendere in Friuli. Ovviamente no, per estendere anche, ma per estendere, perché so anche queste guide che stiamo facendo, l'idea è di far vedere le eccellenze della Carnia, però non portarle giù, cioè giù portiamo solo le guide, per dire venite qui a vedere la Carnia e venite qui a produrre i prodotti, a provare i prodotti, venite qua a provare i ristoranti. Quindi sono guide che troveremo anche oltre il Friuli, ovunque. Sì, certamente. Questo è importante. Sì. E saranno la Carnia, diciamo, l'esperimento pilota, dopodiché faremo anche tutte le altre zone. Prima faremo tutto il Friuli, tutto il Veneto, quindi sono delle guide con micro territori, quindi non la guida del Friuli. Ci sarà la Carnia, ci sarà l'Elena-Tisone, ci sarà Trieste città, ci sarà Udine, quindi in modo da comporre una specie di puzzle, un mosaico, dove alla fine del viaggio friulano ci saranno tutte le zone con una serie di guide. Ecco, di guide ne esistono già molte, no? Su Friuli, Udine, ogni tanto ne esce una. Immagino però che voi così pensiate a qualcosa di alternativo. Sì. Avranno dei contenuti in qualche modo o comunque una strategia di comunicazione un pochino differente, immagino. Certo. Sì, ecco, per esempio, per quanto riguarda le 100 idee per non morire di fame di sete in Carnia, per esempio, intanto stiamo cercando questi 100 posti, quindi si parlerà di ristoranti, di produttori, si parlerà di tutto quello che riguarda il cibo, insomma, botteghe, così. Però la selezione sarà veramente dura, io so già che qualcuno mi aspetterà fuori perché non verrà messo dentro.
Però del resto veramente c'è tanta qualità qui che non è conosciuta, ma per cui ci sono anche i piccoli produttori, però anche quelli, per esempio c'è una signora di Paluzza che ha 2 mucche e fa i formaggi lei, fa delle cose eccellenti e la mettiamo dentro. E come no, indubbiamente. Quindi saranno i microproduttori, non ci saranno i certo. grossi, ecco, che magari se la prenderanno un po' prima. Del resto la scelta è stata quella di puntare tutta sulla qualità, anche i ristoranti mettiamo in assoluto i migliori. Certo. Ecco. Per cui alla fine l'idea è di dire venite qui in Carnia e andate a provarvi, a cercarvi i produttori in giro. E tra l'altro anche prodotti di nicchia, sì, cose sì, molto saranno nascoste, certo. che però hanno un valore enorme che giustamente va riconosciuto e va anche frequentato in Per la qualche Carnia modo. fondamentalmente è questa, insomma, cioè, secondo me un turismo che sia gastronomico potrebbe essere vincente. Se si capisce che c'è un territorio che è strepitoso, dei prodotti che sono ottimi, io penso che qualcuno potrebbe anche fare un salto. Morganti, mi scusi, ma dal suo osservatorio, ecco, per esempio, l'albergo diffuso funziona o non funziona? Nota dolente, no, È una nota dolente, ci sono diciamo un po' che di ce ne sono problemi. alcune che funzionano e altre meno. Il discorso è questo, che quando l'albergo diffuso fa anche la promozione in una certa maniera, può funzionare. E quando invece si siede, come succede in alcune zone, se non vado a citare Certo l'uno che e no, l'altro, ma insomma. però ci sono alcune che funzionano molto bene perché diventano una specie di agenzia turistica alla fine, cioè quindi non si limitano ad affittare le stanze, Ecco, per però cui si muovono, promuovono la sottolineiamo questo letteratura, la aspetto. cultura. Ce ne sono alcuni, Bisogna citiamo diventare un Superio, po' per esempio. Bisogna imprenditori, essere un po' no? Anche in imprenditori. questo senso. Sì, sì. Cioè, voi pensate che un editore che da Varmo si sposta in Carnia, come Morganti ha fatto, che bisogna dire un coraggioso, però questo vuole anche dire che da manager, da imprenditore, Morganti può aver individuato anche una possibilità interessante. Beh, c'è un potenziale enorme qui. Esatto, un potenziale enorme. Ma non è facile appunto lavorare su questo potenziale enorme, bisogna partire comunque da un principio. Ecco, voi da cosa siete partiti per portare una casa editrice qua, a Nonta niente meno, Sì. un piccolo borgo? Ma intanto l'idea nostra è di riuscire a coagulare un po' gli interessi di altre persone che avrebbero voglia di fare, che abbiamo visto che non fanno per vari motivi, insomma, perché la carne si è un po' buttata via negli ultimi anni, insomma. Però anche oggi qua abbiamo un produttore, abbiamo un Sì, ma ristoratore infatti di cui io dopo volevo dire ai parleremo. nostri ascoltatori Ecco. che ci hanno raggiunto in questo palazzo Sì. del 500 straordinario, le stanze sono tantissime, microfoni spenti, Morganti ci ha detto circa una trentina, abitabili quanti adesso? Bah, una decina. Una decina, siete già messi bene. Ci sono ovviamente anche gli uffici della casa editrice e poi dopo il recupero, tutto il resto del palazzo che è enorme, però dovete aspettare ovviamente Un po' di tempo, dai, un po' di tempo, pazienza. anche perché siete controllati Sì, ecco, dalla sovrintendenza. che vuol dire che insomma sì, ci dovete vuole un fare po' le di cose tempo, fatte sì. bene, ma da quello che vediamo noi in questo momento sono fatte benissimo queste ristrutturazioni, questo pavimento è straordinario. Guarda qua, l'ha messo le suore. Ha messo le suore perché è un ex convento, suore abbastanza allegre perché è un pavimento sì, un bianco. pavimento allegro, sì. Le mattonelle sono dei quadri bianchi e arancio, quindi suore con uno spirito, come dire. Un po' di Krishna. Poi parleremo con un paio di testimoni che sono appunto autori. E lo stesso vale della- comunque, se mi permette, il discorso del turismo. Infatti l'altra guida sarà 100 cose da vedere. Se per il cibo stiamo cercandoli, cerchiamo, per quanto riguarda l'aspetto turistico ce ne sono una valanga di cose da mettere dentro, 100 saranno poche probabilmente, però diciamo che Ma mettiamo ne anche- possiamo, ecco, Morganti, ce ne racconti 3 di queste cose? Quelle che vengono in mente Beh, subito. Nonta intanto, Beh, Nonta è un incredibile. borgo splendido. C'è anche un cimitero stranissimo a Sì, c'è un Nonta. vecchio cimitero dell'Ottocento, poi c'è la Pieve di Castoia, ma in realtà per esempio qui c'è il cammino delle Pievi qui in Carnia. Come no, certo. E ci sono tutta una serie di antiche pievi, anche se è rimasto poco da vedere, insomma, nel senso che sono state rimesse a posto, insomma, però è una cosa che merita di essere vista. Poi ci sono degli scavi archeologici molto interessanti, ci sono a Verzegni, a Villa Santina qua vicino c'è una vecchia basilica paleocristiana Sì, che è straordinaria. non tutti conoscono. O comunque i perimetri della sì. basilica. E dopo, Pesaris è un borgo splendido, insomma, probabilmente dal punto di vista turistico è quello che in questo momento qua sta lavorando meglio perché c'è sempre gente, ho visto questi giorni qua girando. Peccato che ha tanti cartelli dentro il Lo paese. so. Sarebbe- Il problema grosso forse è che manca un discorso complessivo sulla promozione turistica qua, fondamentalmente. Bisogna sedersi attorno Una a un linea tavolo, unica da manca una seguire linea. anche, Il no? problema è che proprio non c'è nessuna linea, cioè ognuno fa per conto suo e E così non può e andare. questo non può andare, cioè, non siamo noi dove risolvere il problema logicamente, è solo No, che ma se ne parla proprio Sì, per cercare un vedendo bandolo qua, della matassa. poi io venendo
anche da fuori, perché tra l'altro sono anche veneto, quindi vengo dal Veneto, magari mi accorgo di più di certe cose che sono diventate ormai panorama qua, come dico i pubblicitari, che cambiano la pubblicità dei cartelloni dopo una settimana poi diventa paesaggio. Probabilmente vivendo anche con delle cose che non sono corrette diventano paesaggio dopo un certo punto. Indubbiamente, certo, funziona Ed così. è un peccato. Io comunque penso che sta avendo su una generazione di giovani che cominciano a capire queste cose e penso che infatti le aziende migliori qua in Carnia sono quelle dove sono entrati i ragazzi, i giovani, che hanno una marcia in più, bisogna avere solo un po' di pazienza. Certo, bisogna avere un po' di pazienza, è vero. I giovani sono in gamba, li intervistiamo spesso, sono sempre di più e questo veramente ci dà, come dire, quasi un minimo di senso di garanzia, no? Per cui non è vero che è tutto così abbandonato, No. anzi è tutto in movimento e c'è anche una certa crescita. Diciamo che il passaggio generazionale forse è un po' più complicato che da altre parti. Ecco, perché io vengo dal Veneto, forse per certi versi, non so, per vari motivi, è passato, io vedo soprattutto nelle aziende, non so, vedo in Valpolicella con la Marone, i genitori hanno mollato l'azienda ai figli ed è decollato tutto, e questo è un'altra cosa. Invece qua vedo che c'è un po' più di resistenza, ecco. E quindi invece è una cosa che andrebbe accelerata. Sì. Infatti le aziende, queste parole di giovani, spesso sono loro che sono partiti proprio, senza aspettare un genitore che li spingesse o che mollasse la preda, per capirci. Certo. Morganti, prima di passare agli altri ospiti, perché vabbè, noi abbiamo lo stesso programma ovviamente in studio con la Stefania che è giù, in studio con altri ospiti, altri scrittori. Qui invece in casa Morganti, nel palazzo Morganti, appunto abbiamo accennato poco fa, ci sono due, come dire, autori in qualche modo. Sì. L'uomo del sidro, che si chiama Mastro Sidro abbiamo. Mastro Sidro, che adesso sentiamo subito, sì. Che rientra nella guida, logicamente. Nella guida, ovviamente, 100 idee per non morire di fame e di sete in Carnia. Lui, allora, io dico che, ovviamente dire che il miglior produttore di sidro di succo di mele della Carnia è abbastanza semplice, perché è ovvio. Ma può rimanere là, gli passiamo il microfono. Però direi che insomma decisamente il suo valore va oltre. Certo, Mastro Sidro, ben arrivato. Grazie. Verzegnis abbiamo detto. Esatto. Quindi la casa del sidro è là. La casa del sidro è a Pantianicco. A Pantianicco. Sì, dove fanno la festa già da della 40 mela. E passa anni la festa. Noi ne parliamo sempre della festa della mela. Assolutamente sì. Nasce quando questo progetto? È nuovo? Lei diventa uomo del sidro da poco oppure è una tradizione che si trascina in famiglia da tempo? Ma no, nuovo direi di no. A me piace chiamarla l'uomo del sidro. Sono onorato. Nuovo no. Nasce da una necessità. Noi in Carnia, quasi tutti, facciamo sempre di necessità virtù. Quindi cos'è successo? È successo che nel 1989 il frutteto da me messo assieme a mio figlio ha cominciato a produrre mele e nessuno me le comprava. Niente perché? meno. No, ma è anche semplice e capibile, perché al momento della raccolta tutti in Carnia hanno le loro mele che le raccolgono, per cui non vanno ad acquistarle. Quindi ma il turista però le può acquistare. Quindi cosa fare? E lì le reminiscenze fanciullesche mi hanno insegnato quando ero giovane, andavo a prendere su mele e pere adesso si chiamano giardini, una volta si diceva bearch, no? Sì, certo. E le si portava nelle famiglie che le trasformavano in succo, sidro e aceto. Mi è nata la scintilla e non ho fatto altro che riportare una tradizione ai nostri tempi. Che poi il sidro è buonissimo, se fatto bene. Ecco, lei nelle ultime due parole si è fatto bene, appunto, come va perché, fatto. Ecco, mi piace dire una cosa del genere. Guardi, per fare un buon sidro è come fare un buon vino, bisogna cominciare a lavorare nel frutteto. Noi per fare il sidro che facciamo, e il giudizio è dei consumatori, non nostro. Abbiamo cominciato a girare l'Europa, sia Spagna, sia Francia, Inghilterra. Complimenti. Sì, perché? Per vedere non come lo facevano o gli accorgimenti. Contrariamente alla nostra realtà territoriale abbiamo trovato sempre dei partner molto aperti che ci hanno insegnato e cito testualmente un nostro carissimo amico diventato inglese, dove dal 1750
producono sidro e mi ha dato le dritte per farlo veramente di qualità, diciamo. Per fare un sidro di qualità necessitano minimo 12 varietà di mele diverse. 12 addirittura? Sì, minimo 12 varietà di mele diverse in percentuali calcolate a seconda delle loro caratteristiche. Quindi il frutteto che abbiamo noi conta 42 varietà di mele, tutte autoctone della Carnia. Si è voluto fare una cosa del genere per essere unici, non facilmente replicabili. Ecco, noi continuiamo la tradizione trasmessaci dai nostri avi. Lei deve pensare che già nel tardo 1700, inizi del 1800, le nostre mele venivano addirittura portate a Vienna, a Roma, finanche in Egitto. Quindi, anche in Egitto. Esatto, ci sono testimonianze scritte, il bollettino agrario per esempio ne cita con date, nomi e cognomi, e quindi questo mi ha fatto capire che effettivamente le nostre mele hanno delle caratteristiche eccezionali. E perché andare a mettere le mele commerciali piuttosto che non valorizzare quelle che abbiamo sul nostro territorio? Da lì è nato poi tutto e abbiamo cominciato a produrre sia succo, sia aceto, sia sidro. Ecco, l'aceto sarà sicuramente molto apprezzato, no? Perché usiamo sempre di più l'aceto di mele. Beh, anche l'aceto di mele ha la sua storia. Ha la sua storia, ma è sempre più diffuso, voglio dire. Sì, è vero, è vero. Difatti noi, nonostante si aumenti la produzione ogni anno, restiamo sempre senza. Che vuol dire che... Segno evidente che viene apprezzato. Certo. Ma anche lì, vede, mi piace sottolineare una cosa: se per fare un buon succo noi usiamo 8 varietà di mele diverse, per fare il sidro, l'ho già detto, per fare l'aceto non vanno le stesse quantità e qualità del succo e del sidro, ma vanno diverse perché hanno un procedimento diverso. Ecco, la nostra ricerca praticamente continua sempre su queste quantità, su queste caratteristiche organolettiche, per cercare di migliorare, se mai possibile, la qualità del prodotto. Bene, complimenti. Grazie, davvero molto gentile. Di cuore. E vicino a lei c'è Rita Lenisa, che noi conosciamo benissimo, è stata anche in qualche modo attrice di un nostro film che ha avuto una grande diffusione anche a livello europeo, che è Effetto Carnia. È vero. Sì. Vista in tutta Europa, mentre ci racconta proprio la magia delle erbe nella gastronomia. Rita, vero? Sì, mi ricordo quella scena. Assolutamente sì, abbiamo parlato di erbe che nascono negli orti ma anche che nascono nei campi, che vengono poi impiegate nella cultura, nella tradizione della cucina carnica. Ecco, invece in questa guida, Rita, qual è il progetto? Di che cosa parlerà? Ma non lo so bene ancora. Ancora non no? si sa. Ecco. Lei è nella guida perché ovviamente è un ottimo ristorante. Come ristorante proprio. Noi l'abbiamo invece così contattata, a parte che abbiamo girato proprio nel ristorante, ma comunque come esperta proprio, uno chef di grande livello. Questa volta nella guida c'è il ristorante dove si mangia benissimo. Grazie. Ma ricordiamo qualche piatto però a questo punto. Una caratteristica del nostro locale è che continuiamo a ricercare le eccellenze, i prodotti di eccellenza in carne in questa zona. Siamo un po' forse severi, nel senso che usiamo prevalentemente prodotti carnici, neanche friulani, insomma, quasi tutto giusto. Prodotti carnici. E questo vuol dire andarseli a cercare, frequentare i mercatini, poi c'è un passaparola, una persona magari di cui ci fidiamo, di cui comperiamo i prodotti, ci dice: guarda che per esempio ho un'amica che sta facendo dei prodotti molto buoni, e quindi è tutta una ricerca. E questo è uno degli aspetti più divertenti anche del nostro lavoro, essere molto spesso in giro a cercare le cose migliori. Ma non solo prodotti migliori, ma anche, parlavamo prima di erbe,
non si finisce mai di imparare a conoscere le erbe e a utilizzarle. Per esempio noi abbiamo cominciato come ristorante, anche come abbiamo una piccola azienda agricola biologica, a coltivare quelle che sono le erbacce. Ecco perché io mi sono resa conto che strappavo le erbacce e invece potevo proprio mangiarle, potevo utilizzarle. Ecco, il mio orto, per esempio, era infestato da una piantina che si chiama, il nome scientifico è Silene latifoglia, è praticamente la sorella della più famosa Silene vulgaris, no? Lo sclopit. Tutti conoscono lo sclopit, certo. Pochissimi conoscono la sorella dello sclopit, no? Ecco, che è commestibile però. Assolutamente, anzi ha le foglie più grassocce, più compatte, succulente, per cui basta poco per averne abbastanza per fare un piatto. È un piatto di che genere? Che cosa prima di tutto voglio ricordare, ha anche un nome suggestivo, si chiama orecchie di lepre. Wow. No? Ecco, non so ben pronunciare il carnico friulano, ma vorela di Jeur, ecco, sì. Questo. Ed è un'erba infestante, recce del lievero. Ecco, sì. Morganti appunto ci ricorda anche il Veneto, giustamente. Un'erba diffusissima, no? La si strappa dagli orti, invece ho cominciato a tagliarla in maniera che rigetti continuamente. Io quindi continuo a coltivarla. Ecco. E quindi anche impiegarla per qualche ricetta particolare. Che poi troviamo nel vostro ristorante. Dagli gnocchi ai fregolozzi, al ripieno per esempio della faraona, il ripieno dei chialcions. Quando un prodotto è buono poi basta un po' di fantasia per questo sta a voi trarre chef, il meglio, appunto, puoi no? inventare dei piatti. Ma una cosa volevo chiedere, Rita, il burro, che è fondamentale, no? Per certi piatti anche della cucina carnica. Lo troviamo un buon burro di grande livello attualmente? Io penso perché c'è stato proprio un periodo in cui io penso proprio era di sì, un pochino però difficile. A questo punto bisogna andare a conoscere le malghe. Ecco. E andare ad assaggiare quel burro lì. Quindi il burro di malga. Sì, burro di malga che loro vendono sia fresco sia vendono l'ont. Certo. Perché questa antica sistema di conservazione del burro è stata ripresa adesso benissimo e ha un suo mercato. E quindi le malghe... Molto ricercato l'ont. Sì, ma è il burro chiarificato che i grandi chef hanno scoperto. Utilizzano, no? certo. E poi anche noi abbiamo scoperto che con quel burro si fanno i biscotti, si condisce la pasta, ha un alto... Assolutamente, uova al tegamino, il pesce, no? Perché è un burro che sopporta bene le alte temperature e quindi comunque ti dà un piatto leggero, ha un gusto un po' di nocciola, no? Anche noi la facciamo inserendo della farina di mais nella pentola. Quando la farina di mais ha assunto un colore nocciola, il burro è pronto. È pronto. No? Però bisogna anche rispettarlo, nel senso che il burro non può bollire ad alta temperatura, deve appena sobbollire. Ecco, certo. Allora si ha un prodotto che secondo me non ha uguali come condimento. E soprattutto, insomma, non fa male, perché se invece lo lasciamo cuocere troppo o ad alta temperatura, ecco che diventa diverso, non diventa va bene. indigesto. Diventa indigesto. Io ho sempre tenuto al fatto che i nostri clienti ci ricordino anche quando sono tornati a casa. Esatto. Che hanno dormito bene, se hanno cenato che senza non problemi. Ho avuto bruciore di stomaco, che ho dormito bene, che ricordo quella pietanza perché l'ho digerita bene, perché l'ho goduta, perché era buona, ma anche perché non mi ha fatto male. Bene, allora un consiglio, Rita, alla Carnia, visto che anche voi... insieme al marito, che ricordiamo il nome, che è Lucio, che accoglie tutte le persone che vengono nel ristorante, è anche un conoscitore di vini, no? Vero? Sì, ma è a fianco, può anche dire qualche parola. Lucio, ben arrivato, buona giornata anche a Lucio. Grazie. Bisogna bere, ci può ricordare questo, che bisogna bere poco e bene. Poco e bene. Noi lo diciamo sempre dai nostri noi, microfoni. La nostra abitudine adesso nel ristorante è di non offrire la bottiglia, ma di offrire a bicchiere.
Sì. in modo che Sto si prendendo possa sempre più cambiare piede, sì. a seconda Giustamente. della pietanza, quindi qualsiasi vino che abbiamo a disposizione lo serviamo, ovviamente se il cliente lo chiede o lo vuole, lo serviamo a bicchiere. Ecco, ottimamente. Quindi tornati in Carnia, perché qualche anno fa eravate altrove come ristorante, se non erro, Rita, no? No, noi siamo nati come ristoratori in Carnia, da esperienze diverse. Noi abitavamo a Trieste. Ecco, infatti ricordavo che eravate a Trieste. E lavoravamo in contesti diversi. Ah, quindi avete proprio cambiato Sì, genere. sì, assolutamente. Quindi proprio La cucina è sempre stata una nostra passione. una passione straordinaria, la cucina e anche i vini, e complimenti perché insomma siete annoverati al top come ristorante. Insomma, non posso fare nomi perché non possiamo fare pubblicità. Abbiamo però. avuto coraggio, ecco quello che io suggerisco ai carnici o tutti quelli che sono venuti a vivere in Carnia, no? Ecco, suggerisco di avere coraggio, di Esatto. avere un sogno e di fare di tutto per realizzarlo. Assolutamente, coraggio, sogno, passione e tenere duro. Penso poi si che arriva. I signori qua presenti L'editore abbiano avuto l'uomo coraggio, del sogno, sidro, passione. appunto. E come no, certo. Sì, è questo che ci accomuna. Bene, Morganti, allora per i saluti. Sì, se tu mi chiedessi, facciamo finta che me l'hai chiesto, qual è la ricetta per la ristorazione carnica, per i produttori carnici? E secondo me bisogna che la ristorazione fosse autarchica, ma in maniera creativa e osservando quello che fanno gli altri. Perché a un certo punto in Carnia i prodotti sono praticamente tutti, fuorché il vino, ma si può vivere di sidro, di birra, anche secondo me. Perché no? Però i prodotti ci sono praticamente tutti qua. Per cui se si riuscisse a, come fanno loro nel loro locale, o facessero anche gli altri, utilizzare i prodotti eccellenti che ci sono, ma in maniera un po' creativa, che mi va bene andare a mangiare il frico, i soliti piatti che ci sono qua, però bisogna partire dai prodotti e essere creativi. Fare cucina tipica non significa semplicemente riproporre frico, costa e cose del genere, significa fare dei piatti fatti con i prodotti tipici, perché a un certo punto io un po' di innovazione. Sì, ci io vengo vuole, dal Veneto, per comunque, dire, certo. mi ricordo quando il risotto con la di riso all'epoca non era un piatto tipico, ma dopo 20 anni diventano tipici, per cui se i ristoranti cominciano a fare delle cose innovative con i prodotti della Carnia, fra 20 anni saranno prodotti tipici, saranno piatti tipici, senza dimenticare che a mio parere la vera cucina friulana è quella carnica. Ah beh, adesso Morganti, ci saranno delle ovazioni in tutta la Carnia. No, parliamoci chiaro, gli unici piatti veramente innovativi e originali sono qua. Compreso il tiramisù e non diciamo Non dico niente, io sono perché, veneto, non posso dire niente. Appunto. Io ho abitato a Treviso, per cui Ecco. permettimi di non parlare. Ma per esempio, Se abbiamo un presidente in Veneto che ci tira d'occhio sì. ogni Ecco, tanto. ma voglio dire i blacks, scusate la pronuncia, i calzons, tutta una serie di prodotti che ci sono, di piatti che ci sono qua, esatto, sono originalissimi e sono di qua. Mentre in realtà in giro per il Friuli non ci sono piatti molto originali, francamente. No, però voglio dire anche un minimo di innovazione, come si diceva poc'anzi, va portata, no? A fare qualche nuova sperimentazione, come raccontava da Rita, trovare un'erba che ma qua addirittura sono le erbe, non era considerata per niente qua sono dei nobile, formaggi che sono anzi splendidi. infestante, per cui bisogna salumi, far c'è così. tutto qui. C'è veramente tutto. Guardiamo, Poi avete la prodotti. fortuna di vivere anche in un luogo meraviglioso, Sì. in case stupende, insomma. Per forza di cose bisogna essere creativi, perché il tempo e lo spazio vi sono amici, di conseguenza bisogna usare bene queste Ma la fortune carne che aiuta avete. a essere creativi. La carne aiuta, bene, mi fa piacere sentire. Sta Io crescendo che sono la carne. spesso in Carnia. Perché tutti buttano amo giù, sentire ovviamente bisogna essere un po' autocritici sempre, però in realtà la carne Ma alle ne sta volte venendo siamo fuori. troppo autocritici Sì. o critici, forse col vicino di cortile, per esempio. Per esempio. Beh, succede, ma insomma questo succede un po' nei luoghi che sono un po' isole, no? Di conseguenza, in fondo la Carnia è un'isola, una grande isola. Bene, oltre che linguistica. Certo. Allora, tornando alla collana della quale abbiamo parlato qua, perché ovviamente in studio poi con la Stefania e con gli altri ospiti state parlando un po' di tutte le pubblicazioni Morganti, pubblicazioni che a noi sono molto care perché spesso sono ospiti della nostra rubrica Lettura in Viaggio,
che molto successo ha anche grazie ai romanzi di Morganti. Infatti riceviamo molte telefonate, ci chiedono ma com'è il titolo esatto di questo romanzo, dove lo troviamo? E questo vuol dire che insomma il gradimento è alto. Mi permetti di dire il nome della collana? Certo che sì, come no? La collana si chiamerà Le Morgantine. Che è bellissimo. Mancanza di modestia, ma però suonava bene. Ma suona benissimo Le Morgantine, è davvero bello. Perché all'inizio l'ho buttata là scherzando, ma chiamiamole Morgantine, tutti sono messi a ridere, dopo uno fa, ma chiamiamole Morgantine sul serio. No, è veramente bello, sì. E questi sono i primi 3. Vogliamo ricordare i 3 titoli che abbiamo citato all'inizio? 100 idee per non morire di fame e di sete in Carnia, 50 modi di fare artigianato artistico in Carnia e 100 cose imperdibili da vedere in Carnia. Ottimamente. In futuro, chissà, andate verso i Friuli, verso il Veneto? Ma verso la zona di Pordenone faremo. Ah, perfetto. Abbiamo anticipato comunque il prossimo viaggio in scrittura quale sarà e di ricerca naturalmente perché sono delle guide. Bene, allora da Nonta è tutto, ripassiamo la linea allo studio. Un saluto particolare lo vogliamo da Morganti. Avete sentito Gira Piero nelle stanze del palazzo Morganti. Allora, un saluto dal mio cane Piero, che è il protagonista dei miei ultimi libri. Insomma. Piero? Ma ricordiamo perché è protagonista Piero? Ma Piero è protagonista. Che sa di essere un attore sì, adesso. Perché lui in pratica si è perso un paio d'anni fa nelle valli del Natisone, no? E mentre ero là, stavo scrivendo un mio libro, così. Dopodiché cosa è successo? Quando dopo è stato trovato dopo 6 giorni in maniera abbastanza rocambolesca, e nel frattempo mi hanno scritto in 124.000 persone su Facebook. Però? Ecco, sì, e quindi da tutto il mondo, dalla Nuova Zelanda, dall'Australia, sì. E in pratica dicendo tu fai il libro, dico ma no, non faccio un libro sul cane. E invece dopo l'ho fatto e quindi è uscito l'imprescindibile Piero, La fuga, in cui racconto, il protagonista non sono io, sono degli altri, ho creato dei personaggi nuovi, però la storia di Piero è vera. Dopo il libro è andato bene, è uscito il secondo la settimana scorsa che è l'introvabile Piero, il rapimento. Ecco, e seguirà un terzo. Insomma, però è un cane così felice da quello che vediamo, che vuol dire che le fughe felice. Gli piacciono, vero, sì, lui Piero? scappa sempre. Che dici Piero? Prima hai detto qualcosa, adesso non dici più? Come saluto è ottimo. Questo era Piero, assolutamente. Bene, allora ci lasciamo così con, Piero Dixit, assolutamente. Certo. Grazie Morganti, linea allo studio. E ora rientriamo in studio con le nostre ospiti, Stefania Conte, editrice, scrittrice, e Maristella Leandrin, giovane scrittrice di Polcenigo. Dunque, Stefania Conte, per chi volesse partecipare al progetto della vostra casa editrice con un manoscritto, sottoporlo alla vostra attenzione, possiamo dare dei riferimenti concreti? Certamente, nulla di più semplice. Allora, per le opere che vengono inviate via posta, questo è l'indirizzo: Morganti Editori, via Pieve di Castoia 1, 33020, Nonta, Socchieve. Una mail: segreteria@morgantieditori.it. E invece a Maristella Leandrin volevo chiedere, diciamo così, una parola di incoraggiamento per i giovani scrittori, o anche non giovani, magari possono avere anche un'età, che però, sai, sono molto timorosi, hanno paura di tirar fuori le proprie opere dal cassetto, l'hanno fatto leggere soltanto alla mamma, alla nonna, al fratello. Invece bisogna osare, no? Ogni tanto bisogna osare, infatti consiglio intanto di essere sicuri di quello che si è scritto, sì, perché non di mandare la prima cosa che è venuta in mente perché non merita e poi si sa in fondo che viene cestinata. Bisogna essere sicuri intanto di quello che si è fatto, e poi anche mi viene da dire di approfittare, perché per fortuna Morganti Editori fa tantissime presentazioni in giro per tutto il territorio, quindi specialmente se si abita in Friuli o in Veneto, di approfittare anche di poterli vedere dal vivo, di persona, e consegnare magari il manoscritto anche di persona. Bene, grazie a tutti i nostri ospiti per i loro contributi. Buon proseguimento d'ascolto con Radio 1 Rai da Alberto Rocchi, Rai da Claudia Brugnetta. Ora la linea al TG regionale.